Abbiamo un nano stropolo. E allora accogliamolo con un applauso. Una grande quantità. E così, e così, e così, e così ci trovate sempre qui. Ciao, complimenti. Roger, sono Stropolo. Con Nano Stropolo, allora... Sì, ma vedi io sono un nano Stropolo, ma vedi non c'è neanche un nanetto uomo, vedi tutte nanette. Sì. Mi piace la gnoma. Sono qua da Lugo. Questo è il bosco di Lugo, di Gresana. Io e Nicolò ci chiedevamo, gli gnomi mangiano anche un po' meno perché insomma la massa corporea è un po'... A te lo dici te, ma io come un muratore noi altri. Sì. Ecco, per capire Stropolo qual è il suo piatto preferito, ha qualche preferenza? Tutto quello che cattiamo per terra, anche i rosegotti che la famiglia qua di questo giardino butta fuori, ogni tanto buttano fregole e robe così. Però mangiamo di tutto quanto, siamo onnivori. Noi abbiamo un metabolismo, cioè che siamo un po' più piccinini, capito? E siamo una piccola bettumiera. Vedremo un pezzo di tap tratto dal film musical Stepping Out, quindi un pezzo ballato e cantato dal vivo dai ragazzi di Controscena e di Art Studio. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Ma sei un lindo te! Sì. Da 60 anni. Ti so imitare, sono lindo, sono una specie di allenatore che dice un sacco di cagate. Che ha una crisi di identità. Ma io mi sono scordato prima No, di... scherzavo, mi piace Lindo, è un bravo allenatore, scherzavo, dai, Lindo no, che dopo ti rabi e dopo vieni nel giardino e mi testi come una brioche. Gnomolo. No, Come mi hai chiamato? Gnomolo o lungolo? Stropolo, Curtolo. Stropolo, Lupolo Non è so il mio se amico. se Lupolo è il mio amico che in mi piace la dialetto birra. veronese è corto lungo, lungo corto. Preziosi vuole che suo figlio faccia il direttore sportivo. E allora il direttore sportivo lo manda via, no? A me Preziosi non mi sta simpatico perché ha fatto i giocattoli di gnomi che non ci somigliano a niente. Sento scavare, loro lavorano, loro sono grandi lavoratori. Andiamo a lavorare, capire ciappare il pan, andiamo a lavorare. Sentila! Aspetta che sborso la radio! Aspetta che ecco, ho sborsato la radio. Ecco. Palermo 1, Inter 0. Chi ha segnato? Bliblicic contro Andabolic, Sbrakaric, Sbriparic, Sbabolic. C'era Pippo che aveva delle domande no, prima, sarebbe insomma, anche interessante. chiedeva a me tante cose, ha detto chiedele direttamente a lui in diretta. Cioè. Sarebbe interessante capire qual è il lavoro che svolge. Aspetta che sbasso la radio, scusa. Aspetta. Basso la radio, zitto. Ecco, dimmi. No, dico, sarebbe interessante capire come si mantiene, quale lavoro svolge il nano Stropolo. Spallo il luame. Scusami, ma sei in regola o meno? Allora, qua tocchi un tasto, diremo, un attimino, diciamo, delicato. Lasciamo per, sono a chiamata, cioè quando il mio capo qua del giardino mi chiama e dice Stropolo, c'è da spalare il luame, pronti? Arrivo, prendo la carioletta, la paletta e ruppete. Io so, e poi mi hanno chiesto anche quanti anni ha, io so che ha compiuto gli anni qualche giorno fa, però insomma... 466 carnevali, caro! È 466 anni che vedo l'ammiraglio Giorgio Bisogna fare il dio dell'oro. Sì, Lui è un professionista anche nel scegliere. Non grande ha scelto un professionista. nanno, tutte nannette. Stropolo, fammi capire, ma prediligi solo le gnome o anche le ragazze? Insomma, noi abbiamo lo studio pieno di bellissime ragazze. Tu portale qua nel mio boschetto che io prendo sgabeletto e ci arrivo dappertutto. Pull up. Frank. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Fade it. Now. You a model, I got bottles pouring down.
Yikes. Girls like my baseline. Girls like my baseline. Shake it to my, gonna make it to my, get butt naked to my baseline. Said them girls like my, girls like my, girl you know you like my. It's gonna shake it to my, gonna shake it to my, get butt naked to my. I'm winning, you heard about my image, but I could give a flying motherfucker who's offended. No, volevo sentire il giudizio di Rita. Un ballerino così a scuola, quando vuoi. È entrato nella parte. Dai, riesci a cantare qualcosa? No. Mi chiamo Morgan, combino pie pork. Che freddo c'era, messo la pancera. Che freddo c'era, sono sul trono dalle 3. Va bene, dai. Ci fermiamo. Oppure questa, scusa. Questa qua è famosa. Tum, tum, tum. Me lavo col badedas. Tum, tum, tum. La conosci? Vedevo che ritmava anche Riccardo Verzé dal Bentegodi. Ciao Riccardo, ciao. Ciao Gigi, scusa, mi ero fatto prendere dal ritmo dell'ognomo, dal ritmo del bosco. Vediamo se conosci questa. Dan, 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 dan. Che canghetto, un lesse un lupetto, che canghetto. La conosci questa qua? La conosci che canghetto un lesse? Fantastico, fantastico. Grazie. C'era che Simone Antolini. Buongiorno, ma soprattutto buongiorno dal vostro Simone Antolini. Buongiorno. Abbiamo Simone Antolini. Assolutamente dal vostro Simone Antolini. Volevo intervenire. Sì, no, c'era un tuo amico che voleva parlare con te. Chi? Non sento, con chi? Simone Antolini. Buongiorno, ma soprattutto buongiorno dal vostro Simone. Adesso vi sento. Eccolo qua, Simone Antolini, buongiorno, ma soprattutto buongiorno. Sei stato a un battesimo, ti vedo vestito bene. Ecco. Ciao.